Trieste ha voglia di tram, non di ovovia, è il titolo di una petizione che ha raccolto online più di 11.000 firme. Una petizione promossa da associazioni ambientaliste che chiedono un'alternativa sostenibile a quello che era il progetto dell'autovia, che reputano eccessivamente costoso e impattante a livello ambientale. Tra l'altro nel PUMS di Trieste, il piano urbanistico per la mobilità sostenibile, non si parla di quello che è la valutazione ambientale strategica e non c'è nessun riferimento a eventuali alternative su rotaia. Da pochi giorni abbiamo la conferma che l'intesa della conferenza unificata ha stanziato oltre 48 milioni di euro per realizzare la cambrovia Trieste-Portovecchio-Carso. Ricordo però che nella scorsa legislatura sono stati stanziati ingenti risorse anche da parte di questa regione per quello che era il progetto Adria A, che era stato definito anche dall'attuale assessore un'eredità importante di progetti infrastrutturali, definita addirittura indispensabile per l'integrazione territoriale sostenibile e frontaliera, progetti che purtroppo sono rimasti totalmente sulla carta. Ricordo che c'è stato l'importante progetto di ripristino della vecchia linea asburgica transalpina, che attualmente viene utilizzata da Adriafer per il trasporto merci e solo saltuariamente con dei treni storici anche a scopo turistico, che tra l'altro potrebbe essere anche utilizzata con eventuali accordi per risolvere quello che è l'accesso del problema della città da nord. Ritenuto fondamentale concretizzare una rete infrastrutturale moderna, efficace, capace di porre la città di Trieste al centro di un sistema intermodale sostenibile e integrato a livello transfrontaliero. Ricordato da ultimo lo studio del European House Ambrosetti del 27 ottobre, che quantifica in 1.271 milioni di euro il potenziale beneficio per l'economia del Friuli Venezia Giulia se si puntasse su mezzi più ecologici e su una digitalizzazione in grado di rendere il TPL più aderente alle esigenze degli utenti. Interrogo l'assessore competente per sapere se l'amministrazione regionale abbia intenzione di considerare un potenziamento del TPL attraverso delle metropolitane leggere tram-treno, come viene fatto tra l'altro in molte città europee, per anche recuperando linee o progetti già esistenti. Grazie. Sì, prego, assessore. Spegniamo USAI, accendiamo i cimenti. Ecco, grazie Presidente, buongiorno a tutti. E qui abbiamo messo questa richiesta su questa interrogazione alcuni elementi che sono un po' concatenati l'uno con l'altro, cioè si parla di ovovia, si parla di metropolitana leggera, si parla di TPL classico, si parla insomma di parecchie cose, però se le mettiamo un po' in ordine vediamo se riesco a dare una risposta soddisfacente. Prima di tutto desidero segnalare che il progetto dell'ovovia presentato dal Comune di Trieste è stato ritenuto ammissibile a finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo, quindi è un progetto comunale che ha avuto il via libera e anche il finanziamento da parte del Ministero. L'impegno di tutti è ora fare in modo che le risorse destinate appunto al Comune siano tutte efficientemente utilizzate e che tale struttura, una volta realizzata, sia efficacemente correlata al sistema della mobilità pubblica presente nel Comune di Trieste. Il difficile è proprio questo, cioè mettere assieme quello che potrebbe essere il vantaggio dell'ovovia con quello che è l'esistente nel territorio di Trieste. Per quanto riguarda il tema più in generale del trasporto sostenibile, in particolare quello ferroviario, ricordo le molteplici azioni che l'amministrazione regionale ha posto in essere in questi anni sul trasporto di passeggeri e che hanno la città di Trieste come punto di riferimento centrale, a partire dai nuovi collegamenti ferroviari Trieste-Lubiana e Trieste-Vienna,
proseguendo per intensificarsi dei servizi ferroviari passeggeri regionali che potrà trovare ulteriore impulso dal nostro nuovo contratto di servizio con Trenitalia e dal trasferimento alla regione dei servizi dei cosiddetti treni indivisi. Sapete che c'è tutta la partita dei treni indivisi che devono essere trasferiti dallo Stato alla regione con capofila Friuli Venezia Giulia. Quindi Friuli Venezia Giulia ha, diciamo, questo onere e onore di gestire i treni indivisi. Azioni significative hanno riguardato anche il trasporto merci, finalizzate a trasferire quote di trasporto stradale su ferro, come testimonia il crescente sviluppo dei traffici ferroviari legati alla struttura portuale e interportuale, a partire dal porto di Trieste. Adria, Alpe Adria, insomma, abbiamo visti, no? L'aumento, l'incremento di viaggi e quindi di trasporto merci che hanno sui treni. Ricordo infine, per quanto riguarda il sistema di mobilità delle persone, l'importante risultato conseguito dalla gara di affidamento al TPL su gomma per le prospettive di sviluppo di un sistema integrato e sostenibile di trasporto pubblico di Trieste, in particolare proprio la città di Trieste, con quasi 900.000 chilometri di servizi aggiuntivi e le prospettive legate ad un rinnovo di mezzi TPL in senso più ecologico, con l'utilizzo di mezzi elettrico o idrogeno, uno dei punti cardine del nuovo sistema. È chiaro che 900.000 chilometri non si fanno in un'annata, si vanno a programmare nel tempo, però l'obiettivo è ovviamente sfruttare più possibile questo tipo di potenzialità. Sai? Io non sono soddisfatto per niente di questa risposta, perché in realtà la risposta alla mia domanda non c'è stata. Non mi è ancora arrivata, tra l'altro, la mia interrogazione che ho depositato, comunque riguardava la volontà di investire su una metropolitana leggera tram-treno per potenziare il trasporto pubblico locale, anche sfruttando quello che è l'esistente. Mi è stato enunciato le iniziative della Regione per quanto riguarda le linee che non sono TPL, ma sono linee lunga percorrenza, anche nuovi collegamenti meritevoli con Lubiana e Vienna, il trasporto merci, che non riguarda il trasporto di passeggeri, e il rinnovamento dei mezzi ecologici. Ma alla domanda se si vuole considerare, come hanno fatto grandi capitali, moltissime città, anche dove non c'era mai stato il tram. Noi sappiamo che la storia di Trieste è profusa, è piena è stata la prima a dotarsi di tranvie a trazione elettrica tra le città europee, però molte città stanno andando in quella direzione. Trieste non l'ha fatto e non l'ha neanche considerato quando ha dovuto decidere per una mobilità transfrontaliera. Per cui quello che le posso dire, Assessore, è che mi sembra che la politica comunale e regionale non abbia nessuna idea di pianificare e dare degli indirizzi futuri per una maggior sostenibilità che comprenda anche l'utilizzo del ferro. E lei sa benissimo che è bene sostituire i mezzi con mezzi più ecologici, come ha detto lei, ma il trasporto su ferro, il trasporto tramite tram, utilizzando anche linee dismesse esistenti e progetti come quello di Adria A, io ricordo, il progetto Adria A è durato per un complessivo di 58 mesi, ha avuto un budget di 2,8 milioni di euro e ha avuto 27 partner, tra cui enti pubblici, tra cui la regione che ha messo 400.000 euro, enti locali, aeroporti, università. Quel progetto è rimasto quasi totalmente sulla carta. Che uno non faccia una riflessione in questa direzione ci preoccupa. Grazie.